eravamo amici, veniva ogni giorno a bere il caffè e leggere il giornale. Cosa devo dire? La moglie, siamo molto amiche anche della moglie, che ci dispiace tanto. Gabriela Muccherli, titolare assieme alla sorella e al fratello di uno dei locali storici di Cormons, amica d'infanzia di Bruno Pizzul, commossa ma allo stesso tempo lucida, ha voluto esprimere al nostro microfono il suo personale ricordo del grande giornalista scomparso nella notte tra martedì e mercoledì all'ospedale di Gorizia. Gabriella, ironia della sorte, si trova pure lei ricoverata al nosocomio goriziano nella stanza accanto. È morto nella camera vicino a me perché io ero ricoverata e lui nella notte è mancato. Il ricordo dell'uomo come persona, mai sopra le righe, disponibile e mai arrabbiato, anche quando la mano delle carte, in particolare nel 3-7, non era delle migliori. La sua voce, marchio di fabbrica, inconfondibile. Io spero che venga tanta gente, ma vengono. Perché Bruno se lo merita proprio per quello che ha saputo trasmettere e portare non solo come telecronista ma anche come uomo di cultura. Sì, quello sì. È una voce sua inconfondibile. Aveva una voce che quando trasmetteva le partite lui erano indimenticabili. So che lui veniva qua a giocare a carte, no? A leggere il giornale, sì, a giocare a carte. Lui era famoso perché era bravo sul 3-7, mi dicevano. Sì, sì. Insomma, Si trovava con i suoi amici ultimamente. si trovava con gli amici, veniva con la moglie ogni giorno. Il tuo ricordo proprio personale. So che avete fatto tante cose qua, foto, Avevamo feste. No? foto, feste, facevamo le feste con Dino, no? E quando facevamo le feste o le cene veniva sempre anche lui. Sì, sì, belle feste. Quei tempi sono passati, però era bello. Sì. Boh, a Natale lui era neanche. A Natale veniva ogni anno. Lui, Dino, a mangiare il panettone, sempre.